Capogruppo Federico Caner, insomma l'abbraccio col PDL ha creato un po' di magari malumori in certa base leghista, specialmente qua in Veneto, però insomma è probabile che dietro ci sia una strategia importante, no? Qual è? Certo, sicuramente questa decisione dei malumori li ha creati, soprattutto appunto in Veneto. È vero però che comunque bisogna anche spiegare il perché si sono fatte determinate alleanze e io credo che il progetto politico che ha portato avanti il nostro segretario federale sia coerente con quanto ha espresso in Consiglio federale. Io stesso personalmente avevo delle perplessità su questo accordo, però la democrazia è fatta anche di possibilità di esprimersi a livello sia locale che nazionale e federale e alla fine poi una decisione bisogna prenderla e il segretario federale appunto coerentemente con quanto ha deciso al Congresso federale vuole portare avanti il progetto della macro regione e quindi il fatto di vincere anche nella regione Lombardia così da creare questo blocco al nord importante costituito da Veneto, Lombardia e Piemonte per permetterci di andare a strappare pezzi, quote di federalismo nella contrattazione Stato-Regione. Ecco, quindi questa idea di creare, chiamiamola più che macro regione, un'euro-regione che si inserisce all'interno di un'Europa che, ricordiamolo, deve essere un'Europa dei popoli e quindi delle regioni e non un'Europa superstato, che è esattamente la nostra logica di intervento, da questo punto di vista ci sta strategicamente di vincere la Lombardia e quindi sacrificare, se vogliamo anche da un certo punto di vista, un po' di quel consenso che magari sicuramente ci avrebbe premiato di più se fossimo andati da sole alle elezioni, ma all'interno di questo progetto politico ci sta tutto, sono convinto che poi gli elettori successivamente capiranno anche quella che è una scelta che si è dovuta fare. Senta, Maroni, la parola d'ordine in Lombardia è il 75% delle risorse finanziarie che rimangono nel territorio in Lombardia e perché qui in Veneto non potrebbe essere lo stesso? Certo che è lo stesso, infatti il progetto è quello di trattenere il 75% delle risorse nella macro regione, quindi tutte e tre le regioni, Veneto, Lombardia, Piemonte e Friuli, che del resto ha già un regime similare, diciamo, anche se non a questi livelli, quindi anche il Friuli ci sta su questa battaglia e il concetto è proprio quello di strappare queste quote di autonomia, di federalismo e di regime fiscale fino al 75% delle nostre risorse. Questo significa parecchi miliardi di euro in più per le nostre regioni per poter dare servizi al territorio e quindi una nuova, diciamo, frontiera, una nuova lotta politica che faremo, che parte dal territorio e che ha in Roma invece un avversario politicamente parlando che sicuramente cercherà di osteggiarci, nel senso che noi sappiamo che la politica romana è quella di un centralismo assoluto, ma la nostra battaglia, la nostra politica è quella di portare a casa il federalismo. Abbiamo utilizzato fino ad ora altri canali che purtroppo per vari motivi non ci hanno portato a raggiungere il risultato sperato, ora cambiamo strategia e partiamo dal territorio utilizzando le nostre risorse locali, quindi anche i nostri sindaci, presidenti di regione, presidenti di provincia per fare questa battaglia unitaria.